Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, finalmente quasi tutto pronto per la pista di pattinaggio. Ce l'avevano promesso entro il 4 di dicembre, ci siamo quasi, oggi il 1 dicembre, sembra tutto a posto, state già mettendo l'acqua e quindi chiediamo in primis al vice sindaco Doriano Mancin, i suoi cittadini cosa dicono? C'è molto interesse perché la gente vuole uscire, vuole pensare che si viva meglio durante le feste, no? E quindi durante le feste ci deve essere un qualcosa di nuovo, un qualcosa che ci unisce. È meglio della pista, guardate che razza di pista che abbiamo qua, 450 metri quadri, Giordano, 30 per 15, voi pensate che quanto divertimento, quanto sport e quanto modo avremo di trovarci qui sulla nostra piazza della Repubblica, che sapete a giorni anche partiranno i cantieri per rimetterla a posto e a nuovo. Ecco, Giordano, che difficoltà ha avuto, visto che sono una settimana che ci sta lavorando, addirittura fino a sera tardi? Per via del ghiaccio, c'è una temperatura bassa e... Ah, qui con quella temperatura che c'era fino... La temperatura va bene, diciamo come 2 anni fa che c'era quel caldo, ma adesso sta proseguendo tutto... Perfetto, noi vi seguiremo, fra poco arriveranno anche le luminarie qua sulla piazza, sperando che la gente si possa divertire. Ci sarà la possibilità, penso, di noleggiare i pattini, quindi tutto a norma. Naturalmente il vice sindaco ci diceva mettetevi la mascherina, venite attrezzati, cerchiamo di avere in questo periodo tutte le cure possibili per non ammalarci e complimenti ancora una volta a Portoviro. Ecco, preciso, la mascherina, è chiaro che noi abbiamo la distanza, siamo all'aperto, possiamo anche essere senza mascherina, però in pista prevedo tanta gente che potrebbe anche avvicinarsi, no, durante i movimenti, quindi è giusto mettere la mascherina. E quindi buon divertimento. Grazie Leandro.